coach Simona Grillo, che penso stia arrivando, che appunto coach Simona Grillo, che quest'anno è iniziata da giocatrice e poi è subentrata a Romeo. Coach Grillo sta arrivando, è subentrata a Ciccio Romeo alla fine del giro d'andata. Simona, che partita oggi incredibile forse. Sì, bellissima. Allora, io come ho detto le ragazze a fine partita, io sono contenta perché noi per come siamo messe tra infortuni e tutto non pensavo di prenderne ancora di più. E invece loro alla fine, nonostante siamo poco, abbiamo molto meno rotazione rispetto a loro, anche se a loro gli mancava Ivanuk, ma comunque sono più lunghe di cosa. A me mancava sia Certomà che Melida. E ora Guerri comunque ci dava una mano niente, quindi però comunque brave loro, brave le mie. Anche perché voi dal punto di vista difensivo vi siete veramente stancati, diciamo. È l'arma, è la nostra arma. Io volevo provare altro, non ci siamo riusciti e poi abbiamo continuato con la nostra difesa che ha fatto bene sia in semifinale ma anche oggi qua. Speriamo bene per la prossima. Probabilmente ci sarà Ivanio per la prossima, ci saranno Certomà in merito? Ora vediamo perché Certomai è Savona, quindi dipende se ne può scendere dopo Pasqua. Siccome a Pasqua già in qua al sud, non so se poi può scendere il fine settimana dopo, invece l'altra Melida vediamo, non lo so, vediamo. Comunque bellissimo, diciamo l'ultima cosa, il tifo, anche da Messina tantissima gente oggi ha seguito. No, ci hanno seguito pure con questi playoff, si sono talmente date appassionate anche i ragazzi, i genitori delle ragazze dell'Under 13 e c'erano pure loro e sono venuti fino a play. Cioè è cosa pazzesca, meno male. Bene. Grazie mille coach, ciao. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata. Da Roberto Quartone è tutto, alla prossima.